Amici di Generazione No Stop, eccoci per un'altra puntata e oggi abbiamo Marco Manera. Ciao Marco, benvenuto. Applausi, grazie, grazie, ben trovato, è un piacere, insomma, La non ola. potevo, non ti potevo dire, purtroppo non ci sono, purtroppo non mi puoi trovare, non mi trovi, no, cioè tutte le scuse che avevo a disposizione per non essere con te, le ho dovute eliminare e mi hai dovuto incocciare per forza, sognare a casa. No? Scusate, dici, per ora non sono a casa, non mi trovo, invece. Sto lavorando, sono sul palcoscenico, zero, a casa, quindi non sono sfuggito. Allora, cosa vogliamo parlare di te? Innanzitutto, per chi non ti dovesse conoscere, descriviti, ecco, chi è Marco Manera? Ora io faccio lo spogliarellista, Quando? esco dalle Scusa. torte. Se fate i compleanni, esco dalle torte. Certe volte me le mangio delle torte prima di uscire. Quando esco dalle torte, i mariti in genere mi assumono. Quando sua moglie ci fa i corna, mi assumono a me e dice: Ma perché c'è a fare i corna? E io esco dalla torta nudo e la moglie in genere si rimette col marito subito appena mi dà mia nudo. Che così. Quindi comico, cabarettista, correggimi se sbaglio, e poi... Attore, autore, tutto quello che si può fare su un palcoscenico, insomma, lo faccio. Ok, allora, le tue esperienze, come hai iniziato? Come hai capito? Ok, può essere che se io parlo magari la gente ride. Cioè, questo connubio, io parlo, loro ridono. Come è iniziato? Insomma, praticamente non è così semplice, ecco, perché insomma, ci sono alcuni che sono comici in quanto tali, fisicamente fanno ridere, io no, cioè fisicamente non suscito ilarità, per cui la mia è una scelta dettata dallo studio della comicità e quindi delle tecniche per far ridere le persone. Questo è avvenuto dopo tanti anni di teatro in giro per l'Italia, poi sono tornato in Sicilia e mi sono dedicato alla comicità esclusivamente, quindi ho imparato a scrivere per la comicità e poi insomma a gente ride, cioè, quindi vuol dire che ho imparato abbastanza bene. Allora, l'espressività, l'espressione del viso è molto importante per questo lavoro. Assolutamente sì, sai, sono importanti le espressioni, sono importanti le pause, sono importanti la gestualità e poi sono importanti anche le battute che usi. Sì. Il testo è pure fondamentale. Diciamo che tutto ha una percentuale, diciamo, importante nella riuscita del far ridere la gente. Assolutamente sì, poi la gente è anche abbastanza esigente, nel senso che siccome non ce ne sono pochi comici, ce ne sono abbastanza, e allora devi cercare di essere unico, devi cercare di avere una tua unicità che ti consente di essere distinguibile e che ti consente di stare sul mercato poi alla fine. Io cerco sempre di fare una comicità pulita, una comicità garbata, ma anche abbastanza che racconti le cose che ci capitano a tutti e ci consente di fare un'osservazione della realtà, però col filtro, col punto di vista divertente, simpatico, eccetera, eccetera. Ci siamo conosciuti noi, se non ricordo male, in uno spettacolo ad Alia, mi pare che il Sì. paese sia Alia, che ci hanno presentato e ci hanno detto: ok, piacere, tu sei Omar presentatore e Marco quindi dovrà fare gli ingressi di cabaret, quindi l'intrattenitore vero e proprio. E ci siamo trovati in alcuni momenti sul palco e diciamo che poi alla fine, anche prima dello spettacolo, c'è stato subito un feeling. Abbiamo fatto, tra l'altro, c'è su internet, su YouTube, c'è un'intervista che ci siamo fatti a vicenda, insomma abbiamo scherzato un po' ed è stato molto carino, quindi siamo entrati subito in sintonia, diciamo, no? Sì, 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 cialtroni, perché siamo dei cialtroni poi alla fine. Io ricordo quella Chi mi giornata, la trova? ricordo che era all'interno di una sorta di palestra e mi Sì. ricordo che c'era un'amplificazione orribile, per cui non No, si capiva no, ma niente. c'erano dei problemi. No, dai, non diciamo queste cose. C'erano dei problemi comunque di audio perché era veramente la palestra gigante, quindi un pochino di problemi. Ma dimmi una cosa, come hai iniziato? Quali erano le tue prime cose? Tu ultimamente da quanti anni hai fatto insieme? Da quanti anni fai o comunque sei stato? Dimmi tu. Insieme saranno Cambio domanda? 6-7 anni di insieme, questo del genere.
Poi prima facevo, cioè, ero in giro, e sono sempre, io sono, tranne in questo momento che sono bloccato a casa, io sono in tournée costante dal 2000, quindi non mi fermo mai. E quindi e poi sì, c'è insieme questa bella vetrina televisiva. Per chi non ti dovesse conoscere, sei comunque sempre in giro sia per le piazze a fare spettacoli, ti invitano a fare degli interventi, non sei un dottore, dico degli interventi di cabaret, ti chiamano per allietare quindi la serata e comunque far ridere. Altre cose, qualcosa di particolare, qualcosa che ti piace nel tuo lavoro? Cosa ti piace? Perché ti piace il tuo lavoro? Perché continui a farlo? Ma perché? Ma sì, mi ostino sì, perché poi alla fine, in fin dei conti, la professione... A parte i soldi, dico. Sì, quello è fondamentale, i soldi sono fondamentali. Ma al di là dei soldi, sai, molto spesso mi rendo conto che quello che faccio io è poi anche una missione. La nostra è una professione che è anche una missione, cioè nel senso che riuscire a regalare intrattenimento alla gente è una cosa importante, perché noi quando saliamo sul palcoscenico non sempre capita che abbiamo voglia di far ridere, perché magari c'è successa qualcosa, perché anche noi abbiamo le nostre vite, no? Però sai, noi quando sali sul palcoscenico l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è la gente, l'obiettivo è fare stare bene le persone, quindi noi siamo felici quando le persone sono felici, anche in questo momento nel quale noi attori non stiamo lavorando, perché c'è tutto chiuso, i teatri sono chiusi, gli spettacoli non si fanno più e quindi non guadagniamo, siamo senza una lira o senza un euro, nello stesso tempo però continuiamo a regalare cose sul web per stare vicini alle persone, per donare intrattenimento e per quindi continuare a esercitare questa nostra missione, che è poi quella di donare un momento di spensieratezza alla gente che in questo momento magari ha paura, che in questo momento magari sta male, che in questo momento ha bisogno di un sorriso. Io infatti in questo momento appunto che siamo tutti a casa ho detto vabbè, quale migliore occasione per parlare con professionisti del settore, con persone che insomma fanno anche questo lavoro, e poi parlerò anche con tanta altra gente, ma che appunto momentaneamente è ferma comunque a casa e come tutti diciamo, a parte i soliti idioti che vanno in giro che è come se non ci fosse un domani, però diciamo che è abbastanza pesante la cosa, cioè anche noi siamo abituati appunto a far ridere, a far stare bene gli altri e siamo bloccati, quindi non è il semplice lavoro normale che tu esci, vai a lavorare, ok, torni a casa, ti mancano i soldi, ti manca tutto quello che vuoi, cioè qua è proprio un'esigenza che devi, sì. cioè Noi, il nostro lavoro presuppone gli assembramenti, per cui la base è no assembramento, ok, sono morto. Quando ci chiederanno di fare gli spettacoli chi mascherine te vuoi, capito? Una volta si facevano in rapine chi mascherine, invece ora a fare gli spettacoli chi mascherine. Perché purtroppo, naturalmente la mettiamo un po' così sullo scherzo, purtroppo ci sarà tipo la platea, una piazza immensa con 1000 persone che riempiranno il paese, perché si distanzieranno 1 metro uno dall'altro, quindi sarà mezzo paese pieno di gente, tipo così. Ma in verità io, guarda, non vedo l'ora, credimi, è proprio una cosa, non vedo l'ora che mi chiamino per le feste patronali, per i comuni, per andare nelle piazze e incontrare tutta questa gente. Non vedo l'ora, cioè io ho detto, prima di fare lo spettacolo ritarderà di 1 ora, perché io me li devo abbracciare tutti, tutti, a uno a uno. Sì. Non vedo l'ora. Poi la cosa bella di chi fa questo mestiere è che pure a volte magari cose che mi hanno detto, dici ma guarda davanti a te, dice guarda sono 1000 persone, sono 2000 persone, non entri in panico, non fai no, io entro in panico quando sono 100 persone davanti, perché dico cavolo, già parti male, capito? Quando invece vedi il popolo davanti, cioè parti con sei gasatissimo, cioè parti con quella potenza interna. No? Poi il problema è che se sono là li devi tenere lì, non la far ridere, cioè questo è un altro problema che poi si innesca. Quello invece sì, perché si comincia a vedere dietro che si allontanano, allora lì comincia un pochino a sudare.
Sì, sì, infatti. Allora, tu hai fatto una parentesi. Adesso non so se mi pare che tempo fa mi dicevi che non facevi più questi video comici, che hai fatto una parentesi qualche anno del tuo personaggio su dei video, no, particolari. Li hai continuati poi? No, non li ho più continuati, nel senso che c'è stato per qualche anno facevo dei video dove insomma parlavo degli avvenimenti del giorno, parlavo in maniera divertente dell'attualità. Poi mi sono reso conto che l'attualità va troppo veloce per i miei tempi, perché grazie al cielo io faccio tanto altro, perché poi sul web è gratuitamente, invece il mio lavoro presuppone un lavoro vero e proprio sul palcoscenico, per cui ho smesso di fare quei video perché l'attualità correva, però in questi ultimi giorni, in questo ultimo periodo, mi sto divertendo insieme a un altro collega che si chiama Antonio Pandolfo a fare dei video simpatici in tempo di crisi, perché siccome siamo a casa e non abbiamo cosa fare praticamente, ci divertiamo a fare dei video divertenti da regalare alle persone, dove ci divertiamo noi e doniamo qualche sorriso alle persone, e quindi è bellissimo. Ok, ok, penso di conoscerlo, quindi tra l'altro è messo in lista per essere contattato, è una persona molto professionale anche lui, molto brava. E allora, i tuoi progetti per l'estate, e quindi è questo un po' il tema anche di questo collegamento che stiamo facendo, quali erano e quali speri che siano a questo punto, perché sono cambiate un po' di cose appunto. Ma io innanzitutto spero che per tutti noi ci sia l'estate, che già è una cosa bellissima, cioè se noi potessimo riappropriarci della nostra estate siciliana e della nostra estate in libertà, sarebbe bellissimo. Qualora ci fosse quest'estate, io farò quello che faccio sempre, cioè sarò tutte le sere in una piazza diversa, tutte le sere in un anfiteatro diverso, tutte le sere in un luogo diverso, a incontrare gente e a donare sorrisi, a divertirci, a scambiarci le energie positive, a scambiarci le risate. Con diversi spettacoli, peraltro sia con il monologo di Cabaret che con commedie teatrali, cioè quindi per avere me in un palcoscenico siciliano ci vuole poco, basta scegliere esattamente il tipo di spettacolo che vuoi, io arrivo e ne divertiamo, quindi è molto semplice. Quindi spero che ci sia un'estate e spero di incontrare tantissima gente, tutte le sere sarò in giro come sempre. Allora, un'indiscrezione, ti chiedo qualcosa che magari a cui stai lavorando, dico, nei tuoi spettacoli estivi ed invernali, quindi futuri, dopo questa situazione, ci stai infilando un po' questa situazione delle quarantene? È ovvio, cioè ci sarà, quando saremo liberi e tranquilli e potremo anche sopra ridere questa situazione. questa storia, certo, già è pronto un monologo sulla quarantena, perché il monologo sulla quarantena è bellissima, cioè il monologo sulla quarantena, non vedo l'ora di fare un monologo sulla quarantena, come si sta agli arresti domiciliari senza avere commesso il reato, cioè è meraviglioso, già l'idea stessa mi fa impazzire. È vero, è vero. C'è un mio amico che dice siamo praticamente agli arresti domiciliari, avanzo una rapina, dice. Sì. Cioè, quindi ora appena esco dice un manotto che... e oltre appunto a non poter fare momentaneamente gli spettacoli, cosa ti manca della vita quotidiana, della vita fuori di casa? La libertà, che è la cosa più bella che noi abbiamo. Cioè noi abbiamo due cose importantissime, che sono la salute e la libertà. E in questo momento, per salvaguardare l'una, dobbiamo privarci dell'altra. E diventa complicato, però ecco, cosa mi manca? La libertà. La libertà è quella di poter scegliere cosa fare, di poter scegliere dove andare, di poter scegliere quando farlo, di poter scegliere con chi farlo. Ecco, in questo momento questo ci manca e questa secondo me è una conquista, la libertà è una conquista che peraltro hanno dovuto conquistare i nostri antenati anche morendoci, anche con le guerre per conquistare la libertà. Ma è una conquista che dobbiamo tenerci stretta e che non vediamo l'ora, io non vedo l'ora di riabbracciare di nuovo.
Infatti, ottimo, ottimo, giustissimo. Purtroppo quello che manca e che pesa è che a casa ci sto quando dico io e quando voglio io, quello è un pochino la cosa, e faccio un pochino quello che voglio. Purtroppo c'è questa situazione, purtroppo molti non capiscono che oggi bisogna restare a casa e continuano come se fosse nulla, e purtroppo va bene, dobbiamo convivere purtroppo con tutti e quindi cercheremo, speriamo che ci siano tempi migliori e sicuramente Sì, ci saranno. allora, purtroppo gli esseri umani sono tanti e gli esseri umani sono di tante tipologie, senza distinzione di razza, età, luogo d'origine, luogo di riferimento, religione, ideali politici. Ci sono gli intelligenti e ci sono i cretini, questo da tutte le parti del mondo. Purtroppo il cretino, fino a quando è cretino per sé, non dà fastidio. Quando la sua cretinaggine va a finire a noi, cioè inficia la nostra vita, allora quello diventa un problema. Allora bisogna arginare il cretino che dà fastidio agli altri. Infatti, è quello lì che bisognerebbe tenere legato su una sedia a casa, il cretino proprio. Ok, Marco, allora mi ha fatto veramente piacere essere qua in contatto con te. Per fortuna che esistono queste videochiamate, in modo che uno comunque può rimanere in contatto. Ho detto, ok, siccome tengo tanto al territorio e faccio questi video promozionali sempre andando in giro per i vari paesi, dico quale migliore occasione purtroppo per fare questo contatto con tanti artisti, tante persone che comunque sono a casa, tanti anche lavoratori, quindi saranno non solo artisti in queste ospitate che faccio, per rimanere in contatto, insomma, per creare questa comunque sinergia e far vedere che comunque ci siamo, ecco, stiamo lavorando anche noi da casa per prepararci a quando usciremo come i pazzi. Io ti ringrazio per due cose. Intanto per la tua amicizia che mi rende orgoglioso, perché noi non ci vediamo spesso, ma quando ci vediamo siamo felici di vederci, è già una cosa meravigliosa. La seconda cosa che ti ringrazio è di avermi voluto in questo spazio, di avermi dato la possibilità di salutare tutte le persone che ti seguono, che vedranno questo video, e di mandarle loro un messaggio positivo, un messaggio di allegria, un messaggio di speranza di rivederci al più presto per stare insieme in allegria e farci 4 risate. Sarebbe bellissimo. Grazie Marco Manera.